Ecco, allora, prima lei aveva accennato al discorso che è stata questa borsa internazionale del turismo importante, una vetrina, che cosa ha trasmesso? Che cosa ne è emerso sostanzialmente? Perché è un motivo anche di confronto, però, come diceva lei, una vetrina un po' andata perché ormai è stata bypassata da altre, magari anche a livello internazionale, però che impressione ne ha avuto? Se conta qualcosa. Sì, la prima impressione è l'impressione di fiducia e di ripartenza. Tutti gli operatori, non ce n'era uno che diceva abbiamo problemi dove non c'era un futuro, perché il più grosso problema è il futuro in avanti, vedere come saranno, perché se lei l'anno scorso parlavamo, le dicevo come sarà il fine del 21, dice non lo so, perché eravamo ancora con grossi problemi di questa pandemia senza i vaccini. Fortunatamente adesso che ci sono tutti i vaccini e che quindi possiamo sconfiggere, si spera, questa malattia anche per il prossimo inverno, il sentimento era che l'anno scorso a giugno, a luglio, se noi parlavamo, o anche a settembre, ancora non si riusciva a capire come fare l'inverno. Adesso quando noi parliamo si parla già di programmazioni invernali, quindi anche di tutti i voli che ripartono per tutte le destinazioni internazionali, che questo è importantissimo, vuol dire che è fiducia. La fiducia è fondamentale in questo settore, quindi all'interno della BIT la prima cosa che veniva fuori, parliamo per il prossimo anno, per l'inverno, per tutte le programmazioni che normalmente venivano sempre fatte in anticipo. L'anno scorso non era stato fatto niente in anticipo, anzi eravamo tutti preoccupati a dire ci sarà la cassa integrazione, adesso non si parla più di cassa integrazione in questo momento, proprio perché c'è fiducia in una grossissima ripresa anche da settembre, ottobre, quindi noi speriamo che a novembre, con tutte le pillole che ci sono per curare, con tutti i vaccini che abbiamo, la cosa si sia poi... Sì, da pandemica diventa endemica. Esatto, sì, infatti. Lamentarsi dei prezzi di alberghi e gestori balneari senza conoscere spese e tasse che pagano. Sono d'accordo su quello che dicevo prima. Quando uno prima aveva una bolletta da 10.000 euro al mese di luce, adesso ne paga 40.000, un mese lo può perdere, ma il secondo mese deve trovare una soluzione. Ed è vero questo, e non è solo la luce elettrica, ma parliamo del gas, parliamo di tante cose e delle spese vive proprio del mangiare, perché anche il mangiare, la pasta è aumentata dal 15 al 20%, mi sembra, adesso posso sbagliarmi, il pane è lo stesso, e dicono che da qua in avanti sarà peggio. Il gasolio si è fermato fortunatamente in questo momento, però nessuno ha delle sicurezze e i costi reali ci sono, non solo nel turismo, ma sulle famose aziende energivore lo sanno bene. Gli stagionali sono spariti e i giovani non hanno voglia di lavorare perché con i sussidi possono non far niente, a parte qualche lavoretto ovviamente black. E qua andiamo al discorso della ricerca di persone nel settore turistico. Ovunque cercasi personale, sì, per i ruoli più disparati e anche estremamente qualificati. Per cui... Certamente. Allora, non voglio entrare in polemica, però il personale non si trova. Personale in questo momento di bar e ristoranti, ma anche come agenzie di viaggio, non si trovano. È incredibile sta roba qua, hanno preso altri lavori. Cioè, tanti hanno preso anche altri lavori, però proprio hanno cambiato settore, perché è una cassa integrazione che uno aveva un incasso di 700-800 euro e magari prima aveva uno stipendio di 1.500 o 1.600, non riesce a mantenere la famiglia, neanche per idea. Quindi se erano in due, almeno uno ha dovuto cambiare settore se lavoravano nel turismo, perché non ce la facevano assolutamente. Certamente però camerieri se ne trovano pochi, dal bar al ristorante, dentro gli alberghi, a tutti i settori del turismo questo è il primo problema. Dato da 1000 fattori, se qua entriamo dentro una polemica che non voglio farla perché ce ne sono fattori molto negativi, io spero che il governo trovi delle soluzioni a questo,
Ma come? Cioè, perché questo riguarda, perché quanto riguarda la formazione? Sia la formazione ma anche incentivazione. Le aziende per assumere devono avere anche incentivazioni specialmente, magari si possono fare... Quindi il costo effettivo del dipendente che è alto. Che è molto alto, ma lì si deve parlare che non va tutto al dipendente. No, ma infatti il cuneo fiscale si parla ormai da una vita, devono intervenire, non hanno fatto niente. Street food, se ti porti il panino da casa spendi meno e almeno sai cosa mangi. Però c'è la tendenza degli anni 70 adesso. Sì. C'è anche street food che si sta allargando anche nel Veneto, ci sono tantissimi street food, anche manifestazioni di street food, che secondo me sono delle cose bellissime, le manifestazioni di street food, però fatte in un certo ambiente, specialmente storico, perché allora si porta all'interno di questi paesi, di queste rocche, un turismo che lo chiamiamo mordi e fuggi, ma non è proprio mordi e fuggi, perché vengono proprio per queste, chiamiamole, sagre dello street food, che secondo me sono importanti, perché è il mix di tutto che ci permette di andare avanti in un turismo qualificato, perché come dicevo prima... ma anche, interrompo direttamente il messaggio, dicevo, il panino portato da casa o comprato non è così deprecabile, no. Perché tu vai a Napoli, anziché, esatto, ti assaggi il pane locale, certo, che è diverso da quello del tuo territorio, ti fai mettere il prosciutto del esatto, o anche a Bologna, ma ognuno certo ha la sua tipicità, la tigella, anziché, ed è un modo diverso. È ovvio che la famiglia magari dice è meglio che porti i figli al museo e mangi un panino piuttosto che mangiarsi la pizza al tavolo, però al museo non lo visita, perché magari uno deve controbilanciare la cosa. Bisogna equilibrare, bisogna equilibrare, esatto. Sono le classiche richieste che devono essere equilibrate, non può essere solo a destra, esatto, o a sinistra. Cioè controbilanciare pur di muovere qualcosa. Arrivano tantissimi messaggi, guardi. È vero che gli aumenti energetici hanno colpito anche gli albergatori, ma il mio stipendio non è aumentato e più di tanto non posso spendere. Questo è il dato di fatto, è l'assioma di cui si parlava prima. Ha ragione pienamente, perché se uno ha uno stipendio di 1.200 euro, allo Stato nell'azienda deve pagarne quasi 1.800. Forse è giusto che fosse l'inverso, che ci sia cambiare completamente, è tanti anni che si parla, non viene fatto. Le aziende anche devono essere incentivate su queste cose qua, per esempio specialmente i primi 6 mesi, i primi anni di decontribuzione, magari uno dice sì, tu assumi 2 dipendenti, se ne assumi uno hai un certo tipo di decontribuzione, se ne assumi 2 magari te ne fanno ancora più alto, così uno dice beh, sono invogliato ad avere anche più personale perché magari ci sarà più lavoro. Invece se uno ha il costo alto ne prende 1 e basta, o ne prende 3 e non ne prende 6, cioè bisognerebbe trovare delle formule a scadenza, perché non può essere a tempo indeterminato, dove un imprenditore riesce anche a dire beh, ci sarà più lavoro, devo prendere 3 dipendenti, ne prendo 5, che magari ho un costo un po' superiore, però do una qualità di servizio. Trovare quindi agevolazioni. Però il messaggio secondo me dava a intendere che per una volta la persona quello prende, che prenda 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, quello che ha detto lui, arriva a quelle cifre, ma quello prende, non gli è cambiato niente. Viceversa gli è raddoppiata la bolletta, gli è raddoppiato tutto, e anche il tempo libero gli è raddoppiato, certo, è cresciuto. Quindi finisce che per pagare le spese fisse irrinunciabili decurta drammaticamente, non si va in vacanza. Questa è un po' la cosa, ed è danno, cioè, è un danno per l'economia, per la persona che non fa la vacanza, e l'umore precipita, per cui anche questo è anche la seconda industria in Italia, il turismo, esatto, non è la decima, è la seconda, quindi quello che ho letto, ed è giustissimo. Anche qua sarebbe un po' da rivedere tutte queste basi salariali, sono pienamente d'accordo. Cioè, tutto aumenta, è molto complesso questo discorso qua. Però per salvare un'economia, se nuovamente ci troviamo dall'estero delle deficienze, certo, un altro po' di tasse, gli alberghi italiani se li comprano tutti gli stranieri, saranno 2 categorie, bettole e gestite da cinesi, extra lusso, extra lusso. E questo è un altro rischio, questo è un altro rischio grossissimo. Come le spiagge, no? Come il discorso delle spiagge. Anche il discorso delle spiagge, cioè, la spiaggia è bella viverla, specialmente se rimane in mano, chiamiamola, agli italiani. Cioè, le spiagge, come tutto il nostro litorale, ma come da anche tante altre parti, è bella viverla in un certo modo, e là può essere un danno grossissimo, perché queste concessioni devono rimanere, non possono essere date all'improvviso, cioè bisogna fare dei passaggi, anche poi perché dobbiamo controllare e vedere cosa succede anche negli altri paesi,
che non è solo l'Italia che ha tante spiagge, c'è anche la Spagna. No, ci sono, infatti ecco, io volevo appunto accennare a questo, abbiamo dei competitors che la fanno da Sì. padroni, adesso torna l'Algeria comunque con delle offerte, Tunisia, Marocco, poi Spagna, Grecia e tutta la Slovenia, Croazia che comunque... Il più grosso problema sarà quando tutto il Medio Oriente ripartirà. L'Egitto che si sta facendo avanti. Quando il Medio Oriente ripartirà, nelle nostre spiagge ci sarà un grosso problema, perché andare in Egitto costerà la metà che fare una vacanza sulle nostre spiagge italiane. Anche quello sono tutti i problemi che però adesso bisogna affrontare, cioè sono sempre stati messi da parte, non da parte del governo, ma di tutti i governi, non di quello attuale, di tutti i governi, che però adesso, siccome siamo arrivati dopo questa grave pandemia, abbiamo bisogno di affrontarli in modo molto serio. Sì, da non perdere fasce importanti di turisti, perché quelli, cioè, me ha colpito comunque a livello nazionale Italia, certo, che c'è stata la grossissima opportunità nella disgrazia, però 2020-2021 davano un'opportunità per gli italiani di riscoprire l'Italia. Sì. Viceversa il Sud Italia ha rialzato i prezzi ingiustificatamente, perché non c'erano ancora tutte le speculazioni, certo, dietro i rincari, l'ha fatto, certo, e a quel punto chi c'è stato non è rimasto soddisfatto, perché ha dato un'immagine ancora sporca, disordinata, disorganizzata. Chi è stato in Sicilia quest'anno ha detto il disastro, certo, e prezzi alti. Non è stato un buon biglietto da visita per il nostro Sud Italia e per gli italiani stessi, quando invece poteva essere crearsi lo zoccolo duro, che uno dice beh, una volta all'anno però in Sicilia ci voglio andare, in Puglia ci voglio andare, anziché in Calabria, ma che li ha salassati tutti praticamente. Beh, e in più ci sono anche, noi siamo il più grosso bacino di monumenti sono in Italia. Erano abbastanza trascurati. Sono molto trascurati, perché andiamo anche su Roma, sono molto trascurati, ma non solo a Roma, sono pochi i siti archeologici ben tenuti, curati, negli altri paesi all'estero, sì, mamma mia, sono limpidi, perfetti, puliti su tutto. Dobbiamo fare un ragionamento anche su questo, cioè dobbiamo mantenere sia regioni che province di tutta Italia, fare un piano strategico a 360 gradi anche sulla qualità del turismo che offriamo, non che vogliamo, perché se io riesco a offrire una buona qualità a un prezzo giusto, perché non deve essere né troppo basso ma neanche troppo caro, quindi se io offro una qualità di turismo coerente con il prezzo e gli operatori tornano, cioè tutti i nostri clienti, anche l'italiano, se come dicevi te prima vai giù in Sicilia e la trovi sporca o altre cose, ci pensi prima di ritornare. Se invece la trovi pulita, con un servizio adeguato e un prezzo giusto, corretto, uno ci torna volentieri. Assolutamente sì. Presidente, allora grazie di aver fatto questa chiacchierata insieme. Questo punto della situazione è stato comunque interessante, ci troveremo di nuovo perché poi adesso abbiamo questi ponticelli, queste festività, quindi vedremo un po' di tirare una riga, rivedere alcune situazioni, e intanto le auguriamo buon lavoro se ce l'avrà da fare. Voi cari telespettatori, grazie di aver partecipato con i vostri numerosissimi messaggi, ci rivedete la puntata in replica comunque sul nostro sito. Grazie.